Siamo al Museo Diocesano di Mantova e questa è una mostra dell'incisore Remo Giatti che si intitola Tetramorph ed è dedicata a una serie di incisioni con una tematica molto particolare, che è la leggenda aurea di Jacopo da Varazze. È una fonte medievale molto famosa ed è una raccolta di vite di santi. Jacopo da Varazze, che era un monaco, scrisse questa raccolta appunto di biografie di santi che ebbero un successo incredibile, perché il tema dei santi era molto favorevole alla predicazione e forniva degli esempi di esseri umani, di martiri, di personaggi che si erano immolati, avevano donato la propria vita per la fede, e quindi è subito diventata oggetto, oltre che di predicazione, ovviamente di versioni artistiche, quindi di versioni visive dei vari aneddoti delle vite di santi. Remo Giatti è un incisore, è un maestro incisore di grande qualità che sperimenta in questo ciclo di incisioni appunto sia la tecnica su legno che la tecnica su pietra, quindi xilografie e litografie, mostrando una grandissima perizia tecnica, quindi una grande capacità manuale e una grande precisione e una grande capacità di plasmare la materia in termini espressivi. Questa è la mia 60ª mostra personale. Sono contentissimo di essere a Mantova, in una sede prestigiosa quale il Museo Diocesano, tra l'altro bellissimo. Si tratta, quest'opera, di sovrapporre due lastre di legno. Sono due tavole di legno incise. Le tavole consentono la stampa al contrario, per cui bisogna tenere conto nella impostazione di questo problema e devono essere sovrapposte esattamente a registro. La carta è una carta fatta a mano, è una carta Fabriano, il volume è stampato in 20 esemplari. Il volume è stato possibile realizzarlo in quanto io sono oltre artista anche stampatore. L'editore che lo ha pubblicato è editore e gallerista e stampatore. Ciò vuol dire che stampando i testi sono stati utilizzati i caratteri a piombo. La mostra, che rimarrà aperta fino al 17 di marzo, mostra appunto una quarantina di opere e è una bella occasione per vedere un'opera molto particolare, anche perché le mostre di incisioni sono più rare nel panorama artistico, e soprattutto avrete la possibilità di vedere proprio come si estrinseca la tecnica incisoria, anche perché molte opere sono proprio da sfogliare fisicamente, cioè ci sono diverse pagine che possono essere girate e questa stessa tecnica e questa stessa modalità espositiva, cioè di mostrare i fogli che si girano, è frutto della grande capacità di metodo artistico del maestro Giatti, perché è un'opera che viene, un foglio che viene stampato su più lati, e questo stesso amore per la carta testimonia l'amore per la materia, proprio per i materiali che il maestro incisore mostra nella sua opera.